Ursula von der Leyen è stata riconfermata Presidente della Commissione Europea con 401 voti favorevoli, 284 contrari e 15 astenuti. Sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me, ha commentato su X. Nel suo discorso al Parlamento Europeo, von der Leyen ha ribadito i tre pilastri della sua visione: prosperità, sicurezza e democrazia. Tra i temi trattati il Green Deal, la difesa e la competitività. Gli europarlamentari di Fratelli d'Italia hanno votato contro, criticando l'approccio della Presidente. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito la rielezione un chiaro segno della nostra capacità di agire in Europa. Il premier polacco Donald Tusk ha elogiato von der Leyen per il suo coraggio e determinazione, mentre il vice premier italiano Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra per un'Europa più competitiva e sicura. In contrasto, Carlo Fidanza ha spiegato che le recenti scelte politiche e l'alleanza con la sinistra hanno reso impossibile il loro sostegno. Von der Leyen ha enfatizzato la necessità di un'Europa forte e ha annunciato la creazione di un vicepresidente per l'implementazione, la semplificazione e le relazioni interistituzionali. Ha anche affermato l'impegno a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare l'efficienza delle imprese in Europa. Inoltre ha ribadito la sua posizione contro gli estremisti e le demagogie che minacciano il modello di vita europeo. Criticando il premier ungherese Viktor Orbán per la sua recente visita a Mosca, von der Leyen ha sottolineato che l'UE continuerà a sostenere l'Ucraina. Ha confermato l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040 e ha chiesto la fine dello spargimento di sangue a Gaza, promuovendo una soluzione a due stati per garantire sicurezza e prosperità nella regione. Le linee guida politiche di von der Leyen per il prossimo quinquennio riflettono una visione di un'Europa unita nelle diversità e pronta ad affrontare le sfide globali attraverso un'azione congiunta. Ha dichiarato che il migliore investimento nella sicurezza europea è sostenere l'Ucraina e ha affermato l'impegno dell'UE a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per questo scopo. Il vice ministro degli esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato che Mosca potrebbe considerare il dispiegamento di missili nucleari in risposta alla presenza di missili americani a lungo raggio in Germania. Nel frattempo, la Russia ha dichiarato di aver abbattuto 33 droni ucraini in Crimea e 10 droni navali nel Mar Nero. Kiev ha confermato l'abbattimento di tutti i droni russi diretti verso la capitale, senza segnalare danni o vittime. Durante il vertice della comunità politica europea, il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato il fallimento di Putin nel dividere l'Europa, esortando i paesi alleati a continuare il loro sostegno all'Ucraina. Ha inoltre criticato il premier ungherese Viktor Orbán per le sue posizioni considerate contro gli interessi comuni europei. A Trani, 250 carabinieri hanno arrestato 47 persone coinvolte in un traffico internazionale di droga dalla Spagna. L'operazione, supportata da vari reparti e nuclei specializzati, ha visto l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini condotte dalla compagnia di carabinieri di Trani e coordinate dalla procura sono partite nel maggio 2022 e hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di marijuana proveniente dalla Spagna. Le investigazioni hanno rilevato una rete di vendita all'ingrosso e al dettaglio di droghe, principalmente cocaina, marijuana e hashish, operante nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Dei 47 arrestati, 31 sono stati posti in custodia cautelare in carcere, 8 agli arresti domiciliari e altri 8 hanno ricevuto il divieto di dimora. Le investigazioni hanno utilizzato intercettazioni telefoniche, videoriprese, monitoraggio dei veicoli e altre tecniche di polizia, registrando un numero significativo di cessioni di droga. Gli scambi avvenivano in luoghi prestabiliti per eludere i controlli delle forze dell'ordine. L'operazione ha portato anche al sequestro di 41.750 euro, considerati proventi dell'attività illecita, e alla scoperta di materiale per il confezionamento della droga. Questo risultato è frutto di una costante azione di prevenzione e repressione dei reati da parte dei carabinieri, in collaborazione con la Procura di Trani. Una bambina di 7 anni è stata trovata morta annegata in un laghetto del Bioca Parco Acquaviva a Calaio, in provincia di Cuneo. La piccola, scomparsa nel pomeriggio durante una gita con un centro estivo, è stata trovata a 2 metri di profondità.
Le manovre di rianimazione dei soccorsi sono risultate inutili. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando gli accompagnatori si sono accorti della sua scomparsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sommozzatori del nucleo SAF, Speleo Alpino Fluviale, che hanno avviato immediatamente le ricerche. Il bioparco, inaugurato nel 2022, si estende su 15 ettari e comprende un lago balneare e un ampio bacino d'acqua.